Eccoci con mister Andrea De Cecco, ultimo di campionato, imbattibilità mantenuta, si era anche in vantaggio, un rigore per parte, insomma verso la fine quello che abbiamo subito noi del pareggio che c'era o non c'era, non si è ben capito. Partiamo da qua, c'era? Ma ho qualche dubbio, anch'io sinceramente, forse è stato bravo il loro difensore, mi pare il 13, a mettere la gamba davanti, ma forse ha fatto fallo lui e quindi vabbè, l'importante era mantenere l'imbattibilità, avrei anche preferito non prendere gol per mantenere la miglior difesa, però va bene così, dai, siamo contenti. Tempo da lupi o da cani, come si suol dire. Freddo, pioggia, vento, però si è giocato una partita vera per i 3 punti da entrambe le parti. No, fa piacere aver disputato comunque una partita vera perché altrimenti non avremmo portato a casa il punto. Favaro è una squadra che comunque in questo campo, nel suo campo, gioca come sa e non essendo proprio un bel campo oggi oltremodo, visto che c'erano molte pozzanghere, c'era vento, c'era pioggia e freddo, hanno fatto la loro partita e quindi siamo stati bravi a interpretarla bene. Allora, per andare a chiudere questa intervista, domenica prossima abbiamo la partita per designare il campione regionale di promozione, il 12 si giocherà, non si sa ancora dove. Cosa vogliamo dire su questa partita? Beh, intanto speriamo che il sorteggio ci favorisca per fare un'altra partita in casa, perché questa sarà la semifinale, poi la finale è il 17 e sarà in campo neutro. Quindi intanto mi auguro di giocarla in casa davanti al pubblico e dare Si proverà a vincere anche lì. un'altra vittoria ai nostri tifosi. La Bignasico è una buona squadra, ho visto un po' di video, ho avuto alcune informazioni, ha buoni elementi, è una squadra che corre, quindi bisognerà farsi trovare pronti e affrontarla nel miglior dei modi. Per chi non lo sapesse è a eliminazione diretta, insomma chi perde va Certo. fuori. Allora ho voluto nominare questa, lasciare per ultimo insomma, un commento, ne avevamo parlato sull'ultima intervista per la sua conferma in panchina. Avevo detto al Presidente un team d'eccellenza che ci ha portato in eccellenza con l'allenatore anche che si va in eccellenza. No, sono contento, per non dire contentissimo e orgoglioso della conferma da parte della società, sia mia sia del direttore sportivo, che secondo me ha allestito una squadra di grande spessore, soprattutto per quanto riguarda i valori umani, perché non è questa la prima volta che dico che il campionato è stato vinto perché c'è stato dietro un grande gruppo, un grande affettamento con la società, con lo staff e quindi tutte le cose sono filate nel modo giusto. Bene, grazie mister e appuntamento a tutti per il 12, seguire la squadra sia in casa che fuori, grazie. Grazie a voi.